Telespettatori di Gold 78, buonasera, ben ritrovati con la nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Come al solito ogni domenica in diretta su Gold 78 a partire dalle 18:30, siamo in replica anche il lunedì sera alle 23:30 e siamo anche in onda in replica il martedì alle 20:30 su Persona TV per tutta la costa ionica sul canale 114. Come al solito 18:30 20 per poi dare spazio nella seconda parte alla trasmissione dedicata alla storia della Champions League. Oggi andrà in onda la seconda puntata. Questa invece è la puntata numero 14 di Penalty. Vado subito a presentare i primi nostri ospiti. Abbiamo Ignazio Refice, allenatore del Ciclope Bronte. Più che Ciclope Bronte io direi Bronte. Perché questo Ciclope? Ignazio, ultimamente la denominazione probabilmente è quella giusta, però insomma il Bronte è Bronte in sé per sé, o sbaglio? La denominazione è quella che noi abbiamo depositato in Lega, anche per distinguerla dall'SD Bronte, che è la società che si occupa di settore giovanile fino agli allievi, ho con capito, Riccardo Saitta e Gino Lazzaro. Ma siete la realtà di Bronte? La realtà di Bronte è quella là, e quindi benissimo, con Ignazio comunemente la possiamo anche chiamare Bronte. Certo, con Ignazio chiaramente parleremo di questa bella stagione del Bronte e salutiamo anche il direttore generale del Santa Croce, campionato di eccellenza, ovvero Claudio Agnello. Ciao Claudio, ben trovato. Buonasera, ciao. Complimenti, 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 ma questo sicuramente te l'avranno detto in molti, no? Quest'anno veramente il Santa Croce sta dimostrando di essere sicuramente una delle società più sane e più interessanti del panorama dilettantistico. Stiamo facendo un campionato sopra le aspettative, sicuramente. E che cosa succederà adesso? Cercare quanto prima di acquisire la salvezza matematica e poi si vede. Qui parliamo di playoff ormai, Beh, giustamente non vuoi sbilanciarti, non vuoi sbilanciarti. Benissimo, allora diamo subito spazio come al solito ai risultati del campionato di Serie D. Abbiamo il tabellino di questa sesta giornata di ritorno, questi gli incontri disputati e questi chiaramente i risultati. Aceriale batte San Cataldese 4-2, Roccella Castrovillari 1-1, Troina Città di Messina 0-0, Gela batte Nocerina 2-1, Cittanovese batte Gea Virtus 1-0, Rotonda batte Locri 2-1, Bari batte Marsala 3-1, pareggio tra Portici e Palmese 1-1 ed infine il Messina vincente nei confronti della Turris, che insomma sino a qualche giorno fa aveva addirittura battuto il Bari, vince il Messina per 5-2. Una classifica che non si differenzia molto rispetto appunto a 7 giorni fa, la guardiamo insieme. Il Bari che continua ad essere leader incontrastato di questo girone I del campionato di Serie D con 55 punti, 43 punti per la Turris, 37 Cittanovese, 36 per Marsala e Adaciriale, 35 per il Gela insieme al Portici, 33 Castrovillari, 31 punti per la Palmese con la Nocerina ed il Troina, 26 per il Locri, 24 San Cataldese e Città di Messina con il Roccella e il Messina ed infine chiudono la classifica il Rotonda con 16 punti e l'Egea Virtus con 15. La prossima settimana si giocherà naturalmente in tutti i campi, sarà la settima giornata di ritorno, guardiamo il tabellino di domenica prossima, domenica 17 febbraio, gli incontri saranno Locri-Bari, Aceriale Cittanovese, Turris Marsala, Castrovillari Messina, Igea Virtus Nocerina, Palmese Roccella, Gela Rotonda, Città di Messina San Cataldese, Portici Troina. Allora, voglio sentire un po' il parere dei nostri ospiti, iniziamo subito con Ignazio. Da dove iniziamo? Da una stagione un po' altalenante per l'Aciriale, che adesso però vincendo addirittura a San Cataldo ha dimostrato che probabilmente può aspirare ad una posizione interessante in vista dei playoff di Serie D. Playoff di Serie D che però sono, sappiamo benissimo che valgono poco, più di facciata che di altro, cioè sono d'accordo, non ti portano, lo diciamo ogni domenica, non ti portano praticamente a nulla, invece però da quando è arrivato Romano la squadra insomma, è chiaro, ha dato una svolta, ha cambiato tutto. Ha cambiato, il Romano è uno dei tecnici più preparati che ci sono in circolazione, quindi può fare solo che bene, me lo ricordo a Licata, insomma. Sì, ha fatto bene anche a Scordia, in eccellenza qualche stagione fa. È un allenatore molto preparato, si è fatto suo. Il campionato di Serie D di quest'anno sembra un po' il campionato del Parma di un paio di qualche anno fa, perché il Bari secondo me è destinato a
a calcare le stesse orme, cioè almeno per i prossimi 2 campionati, una squadra in più rispetto a tutte le altre. Quindi, Peccato, perché insomma così si poteva cercare di avere qualche ulteriore squadra siciliana in Lega Pro la prossima stagione. sì, quello sì, però è chiaro che le regole vanno rispettate, il Bari era giusto che ripartisse alla Serie D, però onestamente insomma, È vero, non è c'entra nulla con la categoria, è un'altra cosa. Ho delle immagini con il Città di Messina ed il Gela che mi faranno da sottofondo alla chiacchierata che voglio fare con Claudio, perché proprio il Città di Messina, neopromosso, indubbiamente non possiamo classificarlo come una squadra che si trova in una situazione disperata, perché risultati positivi arrivano, qualche risultato non arriva, però è ancora lì assolutamente in corsa per una salvezza diretta. È interessante la stagione del Città di Messina. Balbetta, Però è lì. Però io penso che ha tutti i mezzi. Poi se ancora il campionato c'è ancora. È lungo? È lungo, sì. Balbetta, io sia il Città di Messina ma anche il Gela. Seguo con particolare interesse. Brucoleri sta facendo una bella stagione. Sì, il mister la sa lunga. Grande esperienza, poi... che per una realtà come Gela serve. Sì, certo, è un tipo di piazza particolare, Gela. Noi la seguiamo parecchio perché è a 2 passi da Santa Croce, quindi conosciamo bene l'ambiente di Gela. Hanno qualche problema con lo stadio, nel senso che lo stadio appunto di Gela è chiuso, vanno a giocare in trasferta, il comune non fa molto sotto questo punto di vista. Ormai è una storia sempre di ogni anno. Le città, diciamo, limitrofe che seguiamo il Gela, ormai ci abbiamo fatto il callo, dispiace perché ogni qualvolta si susseguono comunicati stampa, diatribe, e si continua a giocare sempre fuori casa. E si continua poi sempre a giocare così ed è un peccato perché poi specialmente lo stadio di Gela è bellissimo, la gente di Gela segue molto la squadra. La squadra va seguita sempre nel proprio stadio, non c'è nulla da fare. Bronte, da quando hanno messo il sintetico, hanno aperto la tribuna, insomma è rinata. Attenzione, perché anche Santa Croce dovrebbe insomma iniziare questo percorso, penso tra quest'anno e la prossima stagione, o sbaglio? Pare che questa amministrazione comunale sia intanto intenzionata. E questo è già un primo passo. È già qualcosa, è già un primo passo. I sindaci precedenti davano un secco no. Invece questo sindaco ha già dato l'ok e si sta muovendo, è chiaro, non facciamogli fretta, l'importante già è non fate fretta, aver inserito questo. Anche da noi è stato fatto una progettazione per cui adesso la tribuna fra qualche tempo sarà separata con ospiti locali, avranno 2 bagni separati, insomma la stanno sistemando in modo tale. D'altra parte le strutture vanno sistemate, messe in regola. Il problema che ha il Gela magari ha una maggiore ego perché si tratta di una società di Serie D, ma sono problemi molto comuni a molte città siciliane. Santa Croce per esempio ha una struttura interessante che forse potrebbe essere completata, intanto sul manto erboso, che diventerà sicuramente sintetico. Il manto è, penso, l'ultimo tassello per rendere un impianto, secondo me, efficiente, perché poi per quanto riguarda l'agibilità della fruizione pubblica ci sono tutte le autorizzazioni già da diversi anni. Quindi. Benissimo, vedremo cosa succederà a questo punto nelle prossime settimane nel campionato di Serie D, vediamo a che punto sarà questa rincorsa della Ciriale, come si stabilizzerà anche il percorso sia di Gela che del Marsala. Voltiamo pagina, parliamo del campionato di eccellenza, abbiamo subito i risultati di questa giornata, oggi si è disputata la 6ª giornata di ritorno, oggi domenica 10 febbraio. Mazzara Cus Palermo 0-0, Canicattì batte Alba Alcamo 1-0, Parmonval Castellammare 1-1, Mussomeli batte Geraci 3-2, Licata batte Nuova Caccamo 3-0, Castelbuono batte Partini Caudace 3-1, vittoria del Dattilo nei confronti del Pro Favara 2-1 ed infine vittoria importantissima della Città di Sant'Agata contro lo Sport Club Marsala per 2-1. La classifica rimane bene o male immutata perché chiaramente sia il Licata che il Canicattì e in questo caso anche la Città di Sant'Agata hanno vinto, la guardiamo insieme, appunto
Licata in testa sempre con 55 punti, 49 per il Canicattì, 42 per il Città di Sant'Agata, 37 Dattilo Nuar, Parmonval 36, 34 il Mazzara, 31 il Geraci, con 28 punti il Profavare e il Castellammare, 26 Alba Alcamo insieme al Mussomeli, 20 punti per lo Sport Club Marsala, 17 Cus Palermo, Nuova Caccamo con 15 punti, 11 per il Partinico Audace ed infine chiude la classifica il Castelbuono con 6 punti. Voglio subito dare un'occhiata anche alla tabellino della prossima domenica, domenica 17 gennaio, grazie regia, Cus Palermo Alba Alcamo, Castellammare Città di Sant'Agata, Sport Club Marsala Licata, Nuova Caccamo Mazzara, Dattilo Nuar Mussomeli, Geraci Parbobbal, Profavara Partinica Audace ed infine Canicattì Castelbuono. Sarà un'altra domenica abbastanza interlocutoria, soprattutto per le squadre di vetta che insomma sulla carta dovrebbero avere incontri un po' leggermente facili. Sentiamo anche il nostro gruppo di ospiti che abbiamo qui in questa puntata numero 14 di Penalty. Ignazio, nel frattempo possiamo vedere alcune immagini di Licata e Sant'Agata, che sono poi alla fine, credo, insieme al Canicattì, le 3 squadre principali di questo girone A del campionato di eccellenza. Come vedi questo grande percorso del Licata? Ma il Licata è la squadra che già all'inizio dell'anno era indicata un po' da tutti come una delle favorite alla vittoria finale fino adesso, fino a questo momento del campionato, non ha tradito le attese. Io sono andato a vedere il Canicattì un paio di settimane fa in finale di Coppa. Finale di Coppa contro il Marina di Ragusa. Contro il Marina di Ragusa, e devo dire che... Ti è piaciuto? Mi è piaciuto, onestamente mi è piaciuto più il Marina di Ragusa. Sotto il profilo del gioco ma battere Terranova non è mai facile. Hanno mostrato qualcosina in più, però il Canicattì è una squadra molto esperta, ha approfittato della partenza un po' così del Marina di Ragusa, mettendo a segno quella rete che si è rivelata importantissima. Quindi è una squadra molto esperta, stanno bene in campo, insomma il campionato del Licata a questo poco. Punto è in discesa secondo te? Discesa, ancora ci sono troppi punti da qua però alla i punti di distacco in questo momento nelle Canicattì non sono tantissimi, però perché, insomma si può perdere anche qualche partita. Sì, però se tu perdi qualche partita e 3 punti li perdi, poi sai, psicologicamente si possono innescare tanti di quei meccanismi che ti tolgono sicurezza, ti tolgono serenità e poi diventa difficile, quindi questo vantaggio andrebbe bene a 3, 4, 5 partite alla fine, per adesso sono troppi anche se chiaramente partiamo da un punto fondamentale che sia il Città di Sant'Agata che il Canicattì nei confronti del Licata mettono dalla loro comunque una qualità tecnica che può dare modo in qualsiasi momento insomma a entrambe le squadre di poter aspirare ad agganciare questo Licata. Sì, quello sì, la speranza c'è sempre, è normale che ci si allena durante la settimana per questo, altrimenti senza un obiettivo non si va da nessuna parte. È difficile perché il Licata sta dimostrando di valerla, solida, come il suo mister Campanella. Però bisogna stare sempre con i piedi ben piantati per terra, il vantaggio non è tanto. Non è tanto. Cambiamo immagine perché adesso da Licata a Sant'Agata passiamo invece al Canicattì e voglio sentire Claudio Agnello del Santa Croce, un Canicattì che ha vinto la Coppa, quindi potrebbe tentare anche il proseguo di un aggancio per la Serie D anche attraverso la lunghissima trafila della Coppa Italia. Qualche anno fa il Troina insomma arrivò a un passo perdendo la finalissima. Come vedi a questo punto un Canicattì che fa una scelta oppure che continuerà a giocare per cercare di agganciare il Licata? Sì, ma a sto punto conviene sempre comunque cercare di agganciarlo, perché parallelamente se cerchi di agganciare il Licata automaticamente, se fai bene e anche se non lo agganci ti metti bene anche per un discorso di playoff. Chiaro. Perché secondo me nel girone A di eccellenza chi comunque arriverà secondo presumo che avrà un grosso vantaggio rispetto alle concorrenti per i playoff. Potrebbe anche addirittura potenzialmente, non escluso, fare soltanto la finale del playoff, neanche fare il turno diciamo eliminatorio che poi porterebbe le 2 squadre alla finale. È più semplice il salto di categoria attraverso i playoff che non attraverso la finale nazionale di Coppa Italia. Nazionale di Coppa troppe Italia. variabili, ci sono una partita
Poi giochi con squadre che non conosci, perché chiaramente insomma ti confronti con le realtà italiane. Tanto vale rincorrere il Licata. Certo. Tanto vale rincorrere il Licata, ma non sarà facile, credo, senza rincorrere, nulla togliere chiaramente rincorrere. alle squadre, rincorrere e poi sperare. Questo Licata te l'aspettavi così forte quest'anno? No. No, anche perché io nel periodo estivo seguivo parecchio il Sant'Agata. Sì? Sinceramente pensavo che potesse essere la squadra messinese quella più esatto. pronta anche per il salto di qualità, forse perché c'è anche il mister Venuto, grande esperienza. Esatto, parliamo sempre a bocce ferme, a bocce ferme. Senza nulla togliere comunque a Campanella. Poi il campo da risposte magari. Ma il bello è anche quello, certo. Il bello è anche quello. E questa corsa che comunque ancora rimane, diciamo, a 3, dai. Rimane a 3, ci sono. Ci piace questa cosa che rimane a 3, perché poi insomma rispetto al girone B, che tra poco insomma andremo ad affrontare, è un discorso un po' più limitato, no? 3 squadre sono meglio di 6-7 che in questo momento fanno bagarre nel girone B del campionato di eccellenza. Il Sant'Agata dove potrebbe arrivare? Anche loro secondo me ancora hanno, tanto quanto il Licata, possibilità di accorciare ancora e proprio come il Licata avere un occhio di riguardo verso una posizione, un punteggio favorevole per quelli che sono appunto i playoff, quindi tanto vale inseguire il Licata anche loro. Poc'anzi abbiamo parlato delle strutture, Canicattì per esempio soffre terribilmente il fatto che non dispone di uno stadio che in prospettiva Serie D è necessario, no? Sì, ma forse anche adesso. Forse anche adesso, infatti giocano anche in campo neutro. Si sono presentate con circa 400 tifosi a seguito in finale. Hanno una forza impressionante, hanno una forza impressionante. La città lo sente parecchio. La città vuole calcio perché hanno fatto tantissimo tempo fa la Serie C e quindi insomma hanno assaporato che quel tipo di calcio porta anche un successo insomma commerciale per tutta la zona. Poi sappiamo benissimo che loro vivono dei prodotti della terra, la famosa uva di Canicattì è conosciuta in tutto il mondo, potrebbe essere un volano, Claudio, non so se sei d'accordo. Perché no, assolutamente. Noi viviamo una situazione simile, no, però piacerebbe che potesse essere simile a Ragusa, perché comunque quello che è il movimento sportivo all'interno di un impianto, sempre se è un impianto efficiente, comunque ha sempre delle conseguenze, oltre che di immagine e di notorietà, a cascata anche commerciale, economico, importante pure questo. E Canicattì lo meriterebbe per la gente, per l'amore che hanno verso questa squadra. È vero, è vero. Rimaniamo sempre nel girone A del campionato di eccellenza. La Parmonval, fermata in casa dalla squadra di Castellammare, è finita 1-1. Sentiamo il direttore generale della Parmonval, Giovanni Castronovo, e sentiamo anche Giuseppe Mione, che è l'allenatore del Castellammare, subito dopo la partita. Quando si vogliono raggiungere certi traguardi importanti, queste sono partite da vincere. Purtroppo recriminiamo l'essere stati oggi poco cinici, poco cattivi nel chiudere la partita, perché pronti via meritatamente abbiamo sbloccato la partita con un bel gol di Domenico Messina e poi abbiamo fallito diverse occasioni da gol per fare il 2-0. Sarebbe stato, penso, un colpo mortale per il Castellammare, che sapevamo essere una squadra coriacea che se resta in partita, così come ha fatto con altre avversarie, è in grado di recuperare fino all'ultimo minuto la partita. E purtroppo, come un film già visto, si è verificato quello che erano i nostri timori della vigilia e tenendo il Castellammare in partita, purtroppo poi in un'azione rocambolesca abbiamo preso il gol e alla fine potevamo anche capitolare e perdere la partita in qualche ripartenza, quindi dispiace proprio per la mancanza di cattiveria, soprattutto nel secondo tempo, da parte di qualche uomo cardine, perché se si vuole raggiungere il prestigioso traguardo dei playoff si deve giocare con il coltello tra i denti in maniera più feroce dal punto di vista agonistico rispetto a quello che abbiamo visto. E poi quando si arriva davanti il portiere bisogna fare gol. I gol belli sono quando diciamo già il punteggio è messo al sicuro, bisogna mettere la palla dentro in qualsiasi modo. Abbiamo fallito 3-4 occasioni proprio colossali, nitide, che avrebbero dato una vittoria meritata. Purtroppo raccogliamo questo punto con molto amore in bocca, e da martedì ci rimboccheremo le maniche perché domenica ci aspetta una difficile sfida a Geraci. Per quanto riguarda la disamina della partita,
credo che non abbiano tutti i torti, nel senso che noi abbiamo approcciato malissimo questa partita, credo che i miei ragazzi abbiano anche qualche attenuante perché non siamo più abituati a campi di questo genere, perché ora da 5 anni anche noi abbiamo un terreno in erba sintetica e abbiamo perso anche noi l'abitudine, perché anche per noi era un fortino giocare in un campo del genere tanti anni fa, e devo dire che abbiamo lasciato campo, abbiamo lasciato forse non troppe occasioni, però chiaramente se la Parma riesce a raddoppiare nel primo tempo noi questa partita non la riprendiamo più. Eccoci rientrati, abbiamo dunque chiuso la parentesi dedicata al campionato di eccellenza Girone A, sentendo il direttore generale proprio della squadra palermitana, che secondo me in questo momento rappresenta forse la novità inaspettata in positivo di questo girone. Ignazio, veloce. Ma seguo poco veramente questa parte, sono lontani un po' da noi, quindi è chiaro che però se uno va a guardare poi i risultati che acquisiscono, evidentemente c'è una società dietro che ha lavorato bene, quindi hanno un bel settore giovanile tra l'altro, questo fa tantissimo. E questo fa tantissimo ed è un grosso vantaggio a chi riesce a fare bene il settore giovanile. Assolutamente. Passiamo subito ai risultati del girone B, sempre del campionato di eccellenza. Oggi si è giocato appunto il sesto turno di ritorno. Guardiamolo, eccolo qua, Atletico Catania batte Real Aci 2-0, Catania San Pio X Camaro 3-3, Marina di Ragusa batte Città di Scordia 3-1, Giarre batte Terme Vigliatore 1-0, Biancavilla batte Ionica 3-0, pareggio tra Palazzolo e Paternò 1-1, così come il Città di Rosolini pareggia in casa contro il Milazzo, ha riposato il Santa Croce. Ecco spiegato perché abbiamo anche il direttore generale del Santa Croce, ne abbiamo approfittato, ogni tanto bisogna pure staccare la spina, Claudio, no? Sì, cioè una settimana vuole. di riposo in sé per sé aiuta tantissimo, non soltanto i giocatori ma anche il gruppo dirigenziale. Insomma, No? è sempre il riposo relativo. Vabbè, è un riposo così molto limitato, ma sempre riposo è. Guardiamo la classifica, molto interessante, così ne parleremo anche con i nostri ospiti. I 40 punti del Biancavilla con il Marina di Ragusa, i 36 del Palazzolo, 32 punti per il Camaro, 31 per il Santa Croce, 30 per il Milazzo, 29 punti per il Paternò, 26 per Terme Vigliatore e Giarre, 23 per il Città di Scordia, 21 punti Catania San Pio X e Atletico Catania, 14 Ionica e Città di Rosolini. Chiude la classifica il Real Aci con 8 punti. Guardiamo subito il tabellino anche della prossima settimana, perché sarà ancora un turno molto interessante, credo. Atletico Catania Biancavilla, Santa Croce Camaro, Giarre Catania San Pio X, Ionica Città di Rosolini, Milazzo Marina di Ragusa, Città di Scordia Palazzolo, Paternò Terme Vigliatore, riposerà il Real Aci. Allora, prima di vedere l'incontro Terme Vigliatore Giarre, voglio insomma avere un quadro completo con i nostri ospiti. Questo girone B è un po' più ingarbugliato rispetto al girone A, Ignazio. È più interessante, mettiamola così, perché c'è il Biancavilla che ha un gran bell'organico, un allenatore preparato, c'è il Marina di Ragusa che gioca veramente bene a calcio e c'è il Palazzolo che è un po' sotto le aspettative. Io ho visto un po' di partite fa a Paternò. Si sta leggermente attardando, poi recuperare nella parte finale è sempre difficile. Io ho visto Paternò Palazzolo e devo dire la verità, mi aveva impressionato moltissimo la qualità di gioco espressa al Palazzolo, è superiore rispetto alla media del campionato, secondo il mio modesto parere. Poi posso anche sbagliarmi, però a volte giocare così bene forse non ti porta. Non ti porta, è vero. Claudio, questo Marina di Ragusa, diciamolo pure, è un punto interrogativo per molti, no, nel senso che noi siamo pienamente convinti, e per buona parte anche degli addetti ai lavori, che comunque è una squadra molto interessante, sorpresa assoluta del campionato, anche se ormai non è più una sorpresa, però tutti non la danno vincente in questo girone. Io non riesco a capire perché. Mi dai tu una risposta? Ma io non te la posso dare perché anche io la identifico come la favorita. Ad oggi è quella che sta esprimendo... Anche il miglior calcio probabilmente del girone? Sì, sì, ma sai, poi anche gli uomini che hai
di qualità, possibilmente ti aumentano quello che è la gradevolezza Sì. del calcio. Io ogni tanto vedo anche giocare il Paternò, che a me piace parecchio. Il Marina ha degli attori, dei solisti che comunque molto interessanti. aumentano, diciamo, la gradevolezza, ma poi quello che conta in realtà poi è la classifica, sono i punti. Sono i punti. E il Marina anche oggi ha dimostrato di saper stare in testa e di meritarlo. Assolutamente, assolutamente. Tra poco parleremo anche del Biancavilla, però prima ci guardiamo il servizio della vittoria importantissima fuori casa del Giarre, che aggancia addirittura in classifica lo stesso Terme Vigliatore. Una vittoria 1-0 che insomma tira fuori dalla zona pericolosa il Giarre e in un certo senso limita probabilmente il percorso in ascesa della squadra messinese. Guardiamo il servizio di Paolo Munafò. Il Giarre passa a Terme Vigliatore grazie ad un calcio di rigore di Giannaula nella ripresa ed aggancia in classifica la formazione giallorossa. Al Comunale Italia 90 finisce 1-0 per i giallo-blu di Pitatella, che tornano al successo fuori casa dopo un digiuno di 2 mesi. E sono proprio gli ospiti a provarci in apertura, con Giannaula che al quarto minuto costringe Foti alla respinta e Mirabella che sulla ribattuta manda sul fondo, mentre al 16esimo, trovato di testa da pochi passi, non trova lo specchio della porta. La risposta del Terme Vigliatore giunge un minuto dopo, quando Caliri serve dal fondo Calabrese, che non trova però l'impatto col pallone. Al 37esimo Giarre nuovamente in avanti con il tentativo dal limite dell'area di Aleo alto sulla traversa della porta difesa da Foti, ma prima dell'intervallo il Terme Vigliatore torna ad attaccare sulla destra con Crifò che lavora un buon pallone per Bartuccio, il cui tiro costringe Colonna a rifugiarsi in angolo. Nella ripresa però al minuto 61 l'episodio che indirizza la gara a favore del Giarre, quando il signor Gulisano di Acireale concede ai giallo-blu il calcio di rigore per la trattenuta in aria di Triolo su Aleo. Dagli 11 metri Giannaula batte il neoentrato Barca col brivido, facendo così Terme Vigliatore 0 Giarre 1. Per Giannaula si tratta della quarta rete con la maglia giallo-blu. Il Terme prova subito a reagire, ma Calabrese al 67esimo viene anticipato dall'intervento in uscita di Colonna, mentre al 72esimo squadra in 10 uomini per il doppio rosso diretto che il fischietto acese mostra a Dan e Nicolosi per reciproche scorrettezze. Nonostante ciò il Giarre a costruire 2 occasioni per chiudere i conti, prima con il neoentrato Urso, il cui tiro cross chiama Barca alla parata, e poi con Giannaula che da posizione vantaggiosa spara alto sulla traversa. Nel finale poi il Terme Vigliatore tenta il forcing disperato e al 90esimo solo il decisivo intervento del difensore trovato nega a Triolo di colpire da pochi passi. Lo 0-1 finale consegna dunque al Giarre la seconda vittoria esterna, sesta complessiva in campionato e il punto numero 26 in classifica, che consente ai giallo-blu di agganciare proprio il Terme Vigliatore, che invece conosce la sua quarta sconfitta casalinga. All'inizio pensavamo che insomma, il Terme Vigliatore, Ignazio, potesse effettivamente insomma, essere la squadra rivelazione, aveva insomma, incanalato anche un paio di risultati positivi che l'avevano proiettato anche nella zona altissima della classifica. E poi che cosa è successo? È successo che cosa? Non lo sappiamo che è successo. Per essere squadra rivelazione ci vuole una continuità di risultati, di rendimento. Evidentemente se non ce l'hanno avuta probabilmente... Peccato sì per loro, soprattutto perché sai, a volte essere indicati poi come squadra rivelazione ti porta entusiasmo, ti porta magari a metterci qualcosina in più, sì, a ottenere qualcosina in più sempre dalle partite, però per fare questo ci vuole... Bisogna dimostrare poi continuità in campo, soprattutto in questo campionato che è molto ingarbugliato nella zona alta della classifica. L'eccellenza è un campionato difficile comunque. Senti Claudio, nel frattempo possono partire alcune immagini anche del Biancavilla. Parliamo di questo Biancavilla, perché anche insomma, il Biancavilla sicuramente è una squadra che all'inizio non era candidata, eppure così come il Marina di Ragusa puntualmente ogni domenica fa punti, puntualmente vince fuori casa o quantomeno pareggia e puntualmente insomma rimane stabile e bisogna inseguirla a questo punto. Ma sai, io ricordo in estate si parlava
oltre che del Palazzolo si parlava anche del Biancavilla. Io sinceramente lo ricordo tra le squadre a bocce ferme, candidate, diciamo, che potevano lottare per. Poi, Dici vabbè, bene, effettivamente a bocce ferme non c'è mai una squadra che più delle altre, insomma, sì, merita. c'era un gruppetto, diciamo, di squadre, tra cui anche il Biancavilla, anche se la società sento sempre che tiene i piedi per terra e fa bene, ci mancherebbe. Chiaro. Però ad oggi quello che stiamo vedendo è proprio questo, che insieme al Palazzolo e al Marina si stanno contendendo. Insomma, tu la conosci bene, chiaramente nel tuo girone, tra poco parleremo anche del Santa Croce, ma tra Biancavilla e Marina di Ragusa, quali sono insomma, le possibilità per entrambi di vincerlo il campionato? Io continuo a dire, lo dicevo anche in tempi non sospetti, che il Marina è più favorito, però lo dico anche perché secondo me ci sono i presupposti anche societari, di ambiente, di serenità, anche di tranquillità, perché alla fine il Marina, anche se non vince il campionato, non fa nulla. Cioè non era un obiettivo, presumo, della società. L'arrivo di Sorbo è servito secondo te al Marina? È stato utile, sicuramente, è stato utile, però io non lo sottolineo più di tanto, perché secondo me si rischierebbe di togliere qualche merito al lavoro della società, sia tecnico prima che organizzativo, venisse il direttore. Quindi secondo me è stato utile e ha completato, diciamo, un altro tassello nel progetto. Sì, direi di sì, perché poi c'è stata questa, diciamo, quasi casualità. Nel momento in cui è arrivato il direttore, il Marina ha iniziato a far numeri, a carburare. È chiaro, grande utilità e grande merito anche al nuovo arrivo, però meriti a chi c'era prima e a chi sta lavorando tuttora. Sono d'accordo. Altra squadra interessante che comunque naviga nelle zone altissime di questo campionato, di questo girone B del campionato di eccellenze, è proprio il Camaro, che addirittura è andato a pareggiare 3-3 contro il Catania San Piro. Ci guardiamo gli highlights e poi insomma ne parliamo in studio. Inizia la gara tra Catania San Pio e Camaro. Palla di Gatto direttamente in aria, il tiro e il gol immediato del San Pio, che al terzo va a segnare con De Manuele. Cardia, Paludetti di testa, buona per Genovese che aggancia bene, prova addirittura a calciare dalla distanza, palla che rimbalza e va sul fondo, spazio sulla sinistra, può mettere in mezzo, che palla di Mondello, Paludetti, palla ancora in gioco, Cammaroto, il palo esterno e palla sul fondo. Palla riconquistata, palla in profondità per Abate, non ci arriva Cammaroto, Abate contro Sannè, il tocco morbido e Abate va a segnare il gol del 2-0 al 30°. Un altro improvviso gol dei locali dopo quello del terzo minuto segnato da De Manuele, quello di Abate che filma il raddoppio al 30°, sfruttando l'assist preciso di Privitera. E inizia il secondo tempo. Ora Mondello cerca spazio sulla sinistra, può caricare il mancino, palla in aria, al limite dell'area arriva Cardia, il tiro di Cardia, il gol di Cardia al quarto, gran gol di Cardia che riapre il match con un destro secco da fuori, palla lunga per De Manuele che riesce ad andarsene, può caricare il sinistro, il gol di De Manuele all'8°, nuovo doppio vantaggio, 1 contro 1 con Ranno, palla sul destro, prova a liberare il destro dal limite, il gran gol di Paludetti al 16°. Camaro che riapre il match con una gemma dalla distanza di Paludetti, gran destro a giro, si è liberato benissimo, conclusione su cui Romano non poteva oggettivamente far nulla. Arriva Genovese, palla verso De Luca, sponda immediata per Paludetti, scambiano i due, De Luca la palla sul destro, il tiro rispinto da Romano, il tiro di Genovese in gol, fuori gioco. Parte Genovese con il mancino, mette direttamente in aria di testa Cappello al 44°, a 1 minuto e mezzo dalla fine ci pensa ancora il capitano che dedica il gol al direttore generale Manzo qui al nostro fianco, ed è 3-3 il gol di Cappello di testa su punizione di Genovese
ancora una volta un gol pesante. Poi Genovese al volo, cerca dall'altra parte Paludetti che riesce ad agganciare, poi va dalle parti di Genovese che in aria, il tiro di Genovese sul fondo. Al 49esimo Genovese manda sul fondo il pallone dell'incontro, è rimessa dal fondo ora in favore del San Pio, mentre l'arbitro guarda il cronometro e fischia il triplice fischio. Grande partita, grande pareggio tra il Catania San Pio X e soprattutto questo Camaro che continua a confermare l'andamento di un campionato sicuramente molto positivo nel girone B del campionato di eccellenza. È arrivato anche il presidente onorario del Biancavilla, che salutiamo, l'avvocato Furnari. Buonasera Presidente. Buonasera a voi. Ben trovato. Grazie. Già da qualche annetto non ci si vedeva. Il percorso del Biancavilla lo abbiamo visto tutti negli anni, quest'anno in modo particolare non dico che ci sorprende, però un po' ci spiazza, no? Perché probabilmente, ne parlavamo poc'anzi anche con gli altri ospiti, nessuno si aspettava questo Biancavilla in testa quasi ormai da 20 settimane. Meglio così assolutamente. Rispetto all'anno scorso, che eravamo la squadra da battere sin dalla prima ora, e quindi trovavamo, come dire, sempre, non dico ostilità, ma sicuramente avversari che ci dovevano battere. Questa volta si è partito più in sordina. Però dico, la squadra è stata costruita bene sin dall'inizio. Tra l'altro sottolineiamo che in questo girone B rispetto al girone A c'è bagarre, perché sono forse probabilmente 3-4 le squadre che tenteranno di vincerlo e poi magari trovare una buona posizione nei playoff. Come vede per esempio questo campionato del Marina, perché il Santa Croce ha confermato che sicuramente tra Marina e Biancavilla forse probabilmente proprio il Marina è quello che un po' più stuzzica la fantasia di una promozione diretta. Sicuramente è una sorpresa, come lo è stato l'anno scorso il Città di Messina. Sì. Quindi sono due neopromosse che partendo da un gruppo compatto originario con degli innesti importanti e qualificati hanno sicuramente fatto il campionato sostanzialmente, quindi sicuramente ritengo per il percorso che sta avendo il Marina di Ragusa la squadra da battere, specialmente per noi che come dire, ha vinto in casa. Infatti. Abbiamo cercato di vincere quella partita sull'1-1, stavamo anche quasi passati in vantaggio, però il calcio è così. Quindi... Però ci piace questo duello, tra l'altro accompagnato da altre società, questo Marina e questo Biancavilla che a detta di molti non lo vinceranno perché in molti pronosticano il Palazzolo, però intanto voi siete là ormai da tanto tempo e i numeri sono a questo punto dalla vostra parte, così come per il Marina. Sicuramente saranno gli scontri diretti quelli che faranno la differenza, è vero, sia col Palazzolo che col Marina di Ragusa. È vero, è vero, è vero. Nel frattempo possono partire alcune immagini del Santa Croce, perché così abbiamo modo anche di parlare di un altro miracolo di questo girone, questo Santa Croce, e qui abbiamo Claudio Agnello, il direttore generale, che ci può spiegare che cosa è successo in positivo in questa società, se è stati sicuramente la sorpresa più gradita in questo girone B. Sì, ma di certo siamo sopra le aspettative. Vero è che ancora il campionato non è finito, però io penso che se dobbiamo trovare una ricetta è quella di aver mantenuto l'ossatura della scorsa stagione, sì, aver fatto pochissimi interventi, se non tra la difesa, l'attacco, insomma poca cosa, e la squadra ha dimostrato che è riuscita a dare continuità, seppur in una categoria superiore, fermo restando che questa categoria, la squadra, la società fino ad oggi l'ha sempre rispettata, anche parecchio, e forse anche questa è la ricetta per cui adesso siamo sopra le aspettative. Però sotto questo punto di vista, Presidente Furnari, io credo che il Santa Croce ha quell'ambiente giusto per minare comunque una classifica finale, perché tenterà quantomeno l'aggancio nei playoff, con la possibilità di prendere punti per quelli che magari in questo momento sono ancora più alti in classifica, o sbaglio? Sicuramente ci sono in tutti i campionati quelle squadre che vengono definite mine vaganti, no? Che alla fine possono mettere in difficoltà anche le squadre più accreditate e sicuramente più blasonate.
certamente per il Santa Croce è un grande risultato, sempre una neopromossa che Sì. sta facendo bene il campionato, quindi diciamo che lì in testa ancora è tutto da giocare, tutto perché da giocare. gli spazi sono brevi e quindi basta sbagliare qualche partita e si rimette tutto in discussione. E non stiamo parlando del Palazzolo, infatti facciamo un quadro anche sul Palazzolo, così sentirò anche Ignazio. Presidente, sul Palazzolo invece che ne pensa? Perché anche il Palazzolo, altalenando anche un po' i risultati, intanto è sempre su. Sì, comunque il Palazzolo sicuramente, almeno a mio avviso, è la squadra che ha un organico sicuramente di rilievo, con giocatori anche di categorie superiori, Sì. però in questi campionati, ripeto, la mia esperienza dello scorso anno lo dice, ma in maniera Certo. molto chiara, che non è sufficiente avere giocatori di livello superiore, quando piuttosto invece è importante avere un gruppo solido, soprattutto di giovani, di ragazzi che corrono, che combattono, perché questa è una categoria molto... In eccellenza bisogna fare così, no? questa Bisogna è la combattere categoria... pallone su pallone. È questa la categoria, quindi le squadre più veloci oggi sono in testa, ne hanno conferma in maniera diraccusa, soprattutto per le fasce, ma anche il Biancavilla nello scambio del gioco, nella velocità degli Sì. scambi. Oggi ne è una dimostrazione con la Ionica, che comunque è una squadra che ha fatto... E aveva bisogno di punti, per cui sarà venuta sicuramente da voi cercando di insomma fare insomma, un po' abbiamo messo le barricate. Dal primo minuto abbiamo pressato, per la squadra che ha mantenuto un baricentro molto alto, l'abbiamo sempre pressata. Quindi prima o poi il gol doveva arrivare. Quindi abbiamo avuto anche occasioni che abbiamo sprecato, ma il 3-0 ci sta tutto. Ci sta tutto. Invece tu che ne pensi, Claudio, del Palazzolo? Perché anche il Palazzolo, a detta di molti, sulla carta dovrebbe essere la squadra da battere. Adesso c'è qualche punticino di distacco, mi pare, dalle Sì, squadre in di questo testa. momento abbiamo 36 con 4 punti, con 40. Relativamente possono sembrare pochi, tanti, insomma. Sono molto pochi, secondo me, 4 punti. Sono pochi, ma è evidente che la squadra è un po' in ritardo. Un po' in ritardo. Un po', però eccola qua la è in piena lotta, contro un Biancavilla che si sta, diciamo, affermando. Biancavilla ormai io non... Un Marina che, vabbè, non commento perché io lo dissi in estate. È vero, anche io su È inutile ancora spendere parole, e quindi il Palazzolo ha qualche punticino di ritardo, ma colmabile facilmente. Ignazio, colmabile facilmente, perché volendo, insomma, sì, mancano ancora parecchie partite, però ogni partita ormai diventa quasi una finale, soprattutto qualche scontro diretto. Microfoni spenti col direttore, e concordo con quello che dice il presidente Furnari, non è un'equazione giocatori di categoria uguale campionato di vertice. Infatti il presidente lo diceva. È importante, ha un organico sicuramente molto importante per la categoria, molti io li conosco direttamente. 4 punti non sono un margine tale per cui, però c'è anche da dire che il battistrada non è uno ma sono 2, quindi diventa un po' più difficile quando sono 2 le squadre davanti che continuano a macinare punti. Che poi la griglia dei playoff diventa un ternallotto, perché sistemarsi in una posizione bene per le finali playoff diventa fondamentale, perché insomma non è mai facile una partita dei playoff, è un ternallotto, è una partita quasi secca, anche se c'è un'andata e ritorno. I playoff poi sono partite a sé, non hai più margine di errori, quindi poi le squadre più esperte, le squadre più navigate, con giocatori che sono magari più abituati a questo tipo di partite, in partite del genere magari fanno la differenza rispetto a squadre che magari hanno fatto un gran campionato ma che vivono più dell'entusiasmo durante l'anno, per poi invece andare ad affrontare una partita come playoff che mentalmente è stressante, è sappiamo difficile, è pesante la posta, gestire, è pesante la posta. Voglio chiudere e poi do la linea alla pubblicità. Presidente Furlari, ma di questo Milazzo non ne vogliamo parlare, perché anche il Milazzo potrebbe essere una mina vacante. Andare lì a giocare, voi insomma avete un po' sofferto quando siete andati a Milazzo qualche settimana fa, un 1-1 con tanto recriminazione anche da parte della squadra messinese. Sicuramente Milazzo è una piazza molto importante
comunque una squadra ben messa in campo da un ottimo allenatore, c'è da dire questo, quindi che ha una grande esperienza nella categoria, e un gruppo sicuramente di livello. Andare a Milazzo non è facile, assolutamente. Non è facile. Infatti la prossima, dico, sarà importante sia per noi che andiamo all'Atletico, che è una squadra che in ascesa, un gruppo che si è compattato, si è rafforzato con degli innesti anche provenienti dalla Biancavilla, e comunque sarà anche difficile la trasferta. Insomma, ogni partita è difficilissima in questo comincia a essere ancora più avvincente questo campionato. Dobbiamo fermarci, abbiamo la pubblicità, tra poco rientriamo in studio e affronteremo i 4 gironi del campionato di promozione e daremo anche i risultati di prima categoria. A tra poco. Eccoci rientrati, amici di Penalty, tutte le domeniche alle 18:30 in diretta per raccontare la domenica dei dilettanti siciliani sino alle ore 20, e poi naturalmente alle 20 partirà anche questa settimana la rubrica Champions Story. In questo caso stiamo raccontando la storia della Champions League. Voglio ricordare che siamo in diretta alle 18:30 su Gold 78, la replica poi lunedì sera alle 23:30, così come in replica sulla pagina naturalmente di Facebook Tortorici Ettore, ma in replica anche sul canale 114 di Persona TV per la costa ionica. Subito il campionato di promozione, perché poi voglio sentire i nostri ospiti che chiaramente vivono categorie anche più alte della promozione, però dentro questo campionato di promozione sono moltissime le società di qualità e di blasone che danno sicuramente un segnale forte anche in prospettiva futuro. Guardiamo il girone A, i risultati: Albatros Lercara batte Balestrate 2-1, Salemi batte Folgore 1-0, Don Carlo Misilmeri batte Casteltermini 3-1, Gattopardo batte Visborgo Nuovo 2-1, Monreale batte Libertas 2010 2-1, vittoria dell'Olimpica Acragas 2-0 con il Don Bosco Partinico, pareggio tra Villabate e Oratorio San Ciro e San Giorgio, ed infine Camarat Vallelunga 0-0. Una classifica che cambia di settimana in settimana, questa del girone A del campionato di promozione. Si conferma in vetta il Misilmeri con 50 punti, Oratorio San Ciro e San Giorgio con 49, 48 per il Salemi, 43 per il Monreale, 39 per Albatros Lercara insieme all'Olimpica Acragas, 35 Casteltermini, 34 per la Folgore, 28 Vallelunga, 23 Balestrate, 22 Partinico, il Gattopardo con 18, Camarat Villabate 17, Libertas 2010 13 ed infine Visborgo Nuovo 3 punti. Abbiamo delle immagini che ci fanno capire come l'Acragas sicuramente in questo momento potrebbe essere la mina vagante, un po' attardata in classifica, però è anche vero che sappiamo del blasone dell'Acragas. Presidente Furnari, l'Acragas è un po' attardata in classifica, il Misilmeri che sta volando con 50 punti, a seguire tra l'altro sottolineiamo la sorpresa dell'Oratorio San Ciro e San Giorgio, che altro non è che il Marineo, ma soprattutto il Salemi con 48 punti. Quanto può servire il blasone di Agrigento per cercare di sconvolgere questo girone A del campionato di promozione? Sicuramente il pubblico può essere, come dire, l'uomo in più in campo che può sostenere una squadra che ovviamente parte rispetto al blasone di una categoria molto, molto bassa. Sono stati un po' attardati anche perché insomma hanno iscritto la squadra quasi all'ultimo. In ritardo, probabilmente hanno scontato un po' dei problemi di società che ovviamente poi sono riverberate all'inizio del campionato. Però recuperare 10 punti sarà molto difficile. Molto difficile anche perché lì in testa comunque c'è una squadra che non si ferma. Quindi, non si ferma. Mi sembra che già il campionato sia in qualche modo, mi fa ricordare i tempi della stagione 2015-2016 del Biancavilla Calcio. Bravo. Quando vincemmo con 8 giornate di anticipo. E quindi eravate praticamente spiazzati perché sì, giocavate per vincere, però chiaramente l'entusiasmo poi all'interno della squadra ne viene un po' ad essere penalizzato. Mentre invece Claudio, il Salemi è una squadra da blasone, insomma ha tentato anche spesso e volentieri di recuperare questa eccellenza, lo scorso anno è andata male nei playoff, però è anche vero
vero che questo Salemi è lì, è lì. Ci prova, sembra essere comunque una società che ha ambizioni. Ambizioni. E che quindi... Hanno dei problemi economici, perché insomma un paio di settimane fa abbiamo sentito il capitano, non entriamo insomma nel merito i budget sono limitati e di quindi queste cose, non entriamo nel merito, non entriamo nel merito. dell'aspetto diciamo prettamente sportivo. E la classifica dice questo, poi i problemi diciamo economici ormai è un qualcosa nel calcio siciliano. Sono per tutti, Ormai, sono per esatto, tutti. sono per tutti. Ignazio, tra poco parleremo del girone B perché lì c'è il Cefaledium che è una squadra molto interessante. Vi do subito il tabellino dei risultati del campionato appunto di promozione girone B, si è giocata la sesta giornata di ritorno, Acque Dolcese Bagherie 2-2, Altofonte batte Cefaledium 2-1, Due Torri batte Casteldaccia 2-1, pareggio tra Gioiosa e Lascari 1-1, Città di Gangi Acque Dolci 1-1, vittoria del Milazzo 2-0 contro il Rocca di Caprileone, pareggio tra Torrenovese e Sant'Anna 0-0 ed infine Sant'Angiolese Sinagra, vittoria per la Sant'Angiolese per 2-1. Una classifica che sicuramente è interessante per la squadra di Cefalù, però oggi questa sconfitta potrebbe insomma in un certo senso riaprire il discorso della vetta. Attualmente in testa la squadra palermitana con 50 punti, 45 per l'Acque Dolci, 37 il Sant'Anna, 35 Sant'Angiolese con la Torrenovese, 34 per il Gangi, 33 Milazzo, 30 punti per il Bagheria, 28 Acque Dolcese, 27 Sinagra, 24 punti Rocca di Caprileone, 22 Due Torri, 17 Lascari, 16 Casteldaccia, 15 l'Altofonte, 13 il Gioiosa che chiude la classifica. Abbiamo qualche immagine proprio della Cefaledium. Ignazio, qui se il Salemi nel girone A è interessante, anche Cefalù ha una tradizione, la Cefaledium ha un nome, un blasone antichissimo. Ma in questo giro ci sono anche altre squadre come di blasone, vedevo i nomi, Bagheria, Due Torri, insomma Milazzo, anche se non è il Milazzo che in questo momento disputa il campionato di eccellenza. Hanno un trascorso sportivo importante anche Due Torri, in altre anche Rocca di Caprileone. Rocca di Caprileone, Presidente, sì. È vero. Eccellenza per tanti le sconfitte ci possono stare, non è scritto da nessuna parte che una squadra può vincere tutte le partite. La Cefaledium intanto sta dimostrando di valere il primo posto perché ha fatto un campionato molto regolare, poi ci sono durante l'anno gli incidenti di percorso dovuti a molti fattori, chiaro. Ogni partita ha una storia a sé, capita anche di sbagliare approccio, di incappare una giornata cattiva, magari avranno fatto una buona partita sbagliando tanti gol, non abbiamo qualche immagine. Punto per strada bisogna sempre pur lasciarlo. Bisogna mettere in conto che è possibile lasciare qualche punto. Questo girone sottolineiamo la vittoria per 2-0 nel derby tutto messinese tra Milazzo e Rocca di Caprileone. Ci guardiamo il servizio di Paolo Bunafò. Dopo 2 mesi di astinenza il Milazzo ritrova la vittoria in campionato grazie al successo per 2-0 nel derby casalingo contro il Rocca. La formazione di Caragliano, che non gioiva per i 3 punti dal lontano 3 dicembre scorso, grazie ad una prestazione di carattere si aggiudica il match del Marco Salmeri e rimane agganciato al treno playoff. Gara senza storia con il Milazzo che costruisce subito 2 occasioni per passare, prima con Trimboli che sotto misura trova la risposta in angolo del portiere e poi con Calderone la cui punizione centra in pieno il palo. I rossoblù insistono e dopo un mancato colpo di testa di Aloe sull'assist di Impalà, il Milazzo passa al minuto 25 quando Aloe raccoglie l'assist al bacio di Laquidare e da 2 passi non sbaglia l'1-0 per i suoi. Per Aloe la prima rete in campionato. Il Rocca prova a scuotersi ma il tiro dal limite dell'area di Galati alla mezz'ora termina alto sulla traversa. Prima dell'intervallo, locali ancora pericolosi con il colpo di testa di Spellizzai che non centra di poco lo specchio della porta. Bersaglio che la formazione di casa non inquadra nemmeno ad inizio ripresa con Matinella, che prima manda al lato in acrobazia sugli sviluppi di azione d'angolo e poi di testa sfiora il palo alla destra del portiere. In campo si vede solo la formazione di Caragliano che al 65esimo costruisce i presupposti del raddoppio, ma l'estremo avversario di Pane dice di no alle conclusioni di Impalà e di Bella. Raddoppio che la compagine rossoblù potrebbe mettere a segno al minuto 84, quando il signor Neto di Messina concede loro il calcio di rigore
rigore per un fallo di mano in aria. Dagli 11 metri però Matinella si fa ipnotizzare dal portiere che manda in angolo. Il 2-0 è rimandato comunque solo di 60 secondi perché dal successivo corner di Fleres Pergolizzi anticipa tutti e di testa mette alle spalle di Dipane il pallone che manda di fatto i titoli di coda sul match. Per il difensore rosso-blu è il secondo centro in campionato. Finisce così con questo successo il quinto casalingo, nono complessivo in campionato. Il Milazzo raggiunge quota 33 punti in classifica, mentre il Rocca, alla nona sconfitta in campionato, rimane fermo a 24. Parliamo adesso del campionato di promozione, continuiamo a parlare del campionato di promozione, ma adesso il girone C e qui insomma parleremo anche con Ignazio perché lo sta vivendo in prima persona. Sporting Pedara Aci Catena 1-1, questo è il big match più importante della giornata. Academy San Filippo 2-2 con il Città di Mascalucia, Aci Sant'Antonio batte Torre Grotta 1-0, Carlentini batte FC Motta 3-0, Gescal perde in casa con lo Sporting Taormina 2-1, Giardini Naxos batte Sporting Via Grande 2-0, pareggio tra Ciclope Bronte e Villafranca. Ha riposato il Città di Mister Bianco. Guardiamo la classifica perché dalla classifica possiamo capire bene o male l'andamento un po' equilibrato nella zona alta della classifica di questo girone C del campionato di promozione. Sporting Pedara e Aci Catena ancora in vetta insieme con 43 punti, 36 per il Città di Mascalucia, 35 Aci Sant'Antonio, 34 Carlentini e Ciclope Bronte, 33 Sporting Taormina, Giardini Naxos 31 punti, Villafranca 26, 19 Sporting Via Grande, 18 FC Motta, 17 Città di Mister Bianco e Academy San Filippo, 16 punti per la Gescal, chiude la classifica il Torre Grotta con 8 punti. Voglio prima parlare del Bronte e poi insomma capiamo bene tra Sporting Pedara e chiaramente Aci Catena chi alla fine vincerà questo girone. Possono già partire le immagini di Ciclope Bronte e Villafranca. È finita 2-2, Ignazio, raccontaci questa partita, perché per voi oggi aver pareggiato, o meglio sabato aver pareggiato, vuol dire forse aver rallentato un po' la corsa, oppure ci può anche stare questa cosa qui? Abbiamo fatto non una partita delle migliori rispetto al periodo che abbiamo passato, venivamo da vittorie importanti, fuori casa con il Taormina, insomma avevamo fatto un ottimo periodo. È chiaro che la squadra ieri ha fatto molto meno bene rispetto era un po' stanca secondo te? All'ultimo periodo. Venivamo da qualche infortunio di qualche giocatore con influenza, però questo non giustifica la prestazione, che è stata sicuramente molto al di sotto rispetto allo standard solito. Ma siete in serie positiva però, siete in serie positiva? In serie positiva sì, è chiaro che l'obiettivo nostro come neopromossa era quello di raggiungere una salvezza tranquilla. Siamo oltre l'obiettivo che avevamo fissato durante l'estate per una neopromossa che ha cambiato pochissimo negli ultimi 5 anni, non nell'ultimo anno. Noi veniamo dal campionato di prima categoria. Questo è il gol del 2-1 tra l'altro, bellissimo su calcio di punizione di Leanza che questi colpi ce li ha ogni tanto. Ex giocatore del Biancavilla? Sì, infatti. Ogni tanto Presidente, anche Saitta, Walter Saitta, nome conosciutissimo. Considerando che la nostra squadra è formata al 90% da giocatori locali, ogni volta ci mettiamo. No, ma è importante questa cosa qua. E poi fondiamo la nostra forza sul settore giovanile. Noi quest'anno abbiamo rinunciato a fare il campionato allievi, facendo la Juniores con 2002-2003. Che va molto bene tra l'altro. Prima siamo terzi in classifica, quindi viene curata direttamente anche quella da me, li portiamo a turno in prima squadra ad assaggiare l'aria della prima squadra, che sicuramente guardando è il pareggio abbiamo sbagliato avete un po' sbagliato, cioè vi eravate un po' addormentati. Non mi farei anticipare quello che devo dire. Va bene, ok, dai, succede, Ignazio, però, dai. Voglio dire, non sono macchine, sono ragazzi che non percepiscono nessun rimborso spese. E questa cosa
È una cosa importantissima. Mica cosa da poco. Non è da poco. rimborso spese, si allenano 3 volte alla settimana, la sera, quando ognuno chiude lo studio o chiude l'attività. Parliamo di dilettantismo puro, quindi ci sta pure bene questa cosa. Allo stato puro. E attingiamo, questo mi preme sempre sottolinearlo, al nostro settore giovanile che parte dai piccolini fino agli allievi, che non abbiamo fatto quest'anno, con la società l'altra società del Bronte Calcio, che conta circa 200 ragazzini, e poi della Juniores, che è formata da 24 ragazzi, e qualche 2001 e poi tutti 2002-2003 che sono primo e secondo anno allievi. Meglio di così. Quindi, io ho avuto modo di sentire anche l'altro allenatore che collabora con te, parliamo di Catania, sentiamo l'intervista e poi insomma chiudiamo questo girone D, perché voglio sapere chi tra Sporting Pedara e Aci Catena potrebbe arrivare primo appunto in questo girone C del campionato di promozione. Diciamo che purtroppo non siamo riusciti a vincere, nonostante siamo riusciti a fare 2 gol, evidentemente qualcosa non ha funzionato, però è chiaro che ci stanno anche queste partite, ci sta di essere meno brillanti rispetto ad altre partite. Abbiamo pagato caro sicuramente la scarsa condizione di 3 o 4 ragazzi scesi in campo, però non si può rimproverare niente ai ragazzi, hanno dato tutto fino alla fine, ci abbiamo provato, diciamo che sono partite che quando porti sul 2-1 poi devi cercare di condurle fino alla fine su quel risultato, però non ci siamo riusciti, dispiace, ma ripeto, siamo in linea, molto più in linea di quello che dovevamo fare, quindi i ragazzi veramente stanno dando tutto. È chiaro che quando nascono i problemi fisici non è facile andare a sostituirli, però ripeto, ci stanno anche questo tipo di partite, tra l'altro contro una squadra che non ti fa giocare male. Non è capitato solo a noi, ma basta vedere lo storico di tutti i risultati che hanno fatto da 10 partite ad oggi. È una squadra che subisce pochissimo, forse siamo una delle poche che gli ha fatto 2 gol, e quindi, e quindi ci stanno questo tipo di partite, essere un po' meno brillanti. È chiaro che domenica già avremo un avversario molto molto difficile, un campo difficilissimo, una squadra che ha dei buoni giocatori, ha avuto qualche difficoltà ma ha cambiato guida tecnica da poco, e domenica scorsa ha battuto il Giardini, e quindi è una squadra in netta ripresa, è un campo, come hai detto tu, molto difficile. Presidente Furnari, secondo lei come andrà a finire fra Pedara e Aci Catena? Oggi hanno pareggiato 1-1. È un terno all'otto questa vittoria finale del campionato di promozione Girone C. Sentiamo un po' il suo parere. Stanno battagliando, sono 2 piazze anche queste importanti, con grandi tradizioni, sia lo Sporting Pedara che... Pedara che viene tra l'altro dall'esperienza di Trecastagni, con il presidente Tringale, il gruppo non so se è la stessa società che allora fece fusione con la San Pio un paio di anni tempo fa, perché insomma c'è tutto il gruppo di Mister Bianco, Gaudioso, insomma comunque, è un gruppo vincente. Sì. Come dire, è una sfida credo tra 2, perché anche se ancora la terza classificata adesso mi pare che il Città di Mascalocia è un po' che ha fatto un bel campionato, sta facendo. Miracolo. Veramente ottimo. Una bella sorpresa. Dico, comunque la distanza non è tanto lontana, però credo che lo scontro sia tra le 2 squadre, fino alla fine. Credo che sia come un terno all'otto, nel senso che giocheranno fino alla fine, anche se mi pare che gli scontri diretti adesso propendono più per lo Sporting Pedara. Vediamo cosa succederà. Claudio, tu che ne pensi invece di questo Sporting Pedara e di questo Aci Catena, che sino all'ultimo si battaglieranno? Li ho seguiti poco, però così a pelle penso che il Pedara potrebbe avere qualche chance in più. Sì, ma proprio sensazione. Poi le ho seguite veramente poco e quindi il mio giudizio è veramente limitato. Ignazio, veloce il tuo pensiero. 2 squadre diverse, una molto esperta, la Aci Catena, l'altra che il Pedara, giocano bene a calcio, però fino alla fine si battaglieranno per la vittoria finale. E credo che sarà così fino alla fine, giornata. Voglio andare di fretta perché poi voglio anche parlare del girone D, anzi lo faccio subito con i risultati di questa 6ª giornata di ritorno, anche qui un po' a sorpresa, adesso lo vedrete. Floridia batte Atletico Scicli 1-0, Caltagirone batte New Pozzallo 2-0, Aenna Frigentini batte Enna 1-0, Don Bosco 2000 2-2 con la New Modica, vittoria del Ragusa 2-1 fuori casa a
a Eubea, 2-0 del Real Siracusa nei confronti dell'RG e vittoria dello Sporting Priolo 3-0 contro il Megara Augusta, ha riposato la Barrese. Guardiamo subito la classifica, perché indubbiamente questa sconfitta dell'Enna ha un po' rivoluzionato ancora di più questa classifica, perché l'Enna incomincia a scivolare a questo punto, perché il Real Siracusa Belvedere la sorpassa addirittura di 2 punti, 47 per il Ragusa, 43 per il Real Siracusa Belvedere, 41 per l'Enna Calcio, 33 Caltagirone, 33 anche per il New Pozzallo, 32 per lo Sporting Priolo, 29 New Modica, 28 punti per lo Sporting Eubea, 27 Megara Augusta, 23 RG, 22 Floridia, 17 Frigentini, 16 Atletico Scicli, 12 punti Don Bosco 2000 e chiude la classifica la Barrese con 6 punti. Rientrando vi faccio vedere appunto alcune immagini della vittoria del Real Siracusa Belvedere proprio la settimana scorsa nei confronti dell'Enna, per fare capire come effettivamente questo Enna, con questa seconda sconfitta consecutiva, probabilmente non è escluso che abbia abdicato a favore del Ragusa. Guardando le immagini voglio parlare anche con il presidente Furnari, perché Enna, diciamolo pure, all'inizio ha fatto capire che voleva dire la sua in questo campionato, anche se in questo girone c'è questo Ragusa che è difficile, insomma, da sottovalutare. Sì, credo che l'analisi sia assolutamente corretta. Anche qui parliamo di 2 piazze importanti, capoluogo di provincia, però sì, ritengo che il Ragusa ha una marcia in più e la classifica lo dice in maniera molto chiara, anche perché non dimentichiamo che il Ragusa aveva tentato il ripescaggio per l'eccellenza. Sino all'ultimo. Quindi fino all'ultimo credo che il lavoro fatto per questo obiettivo oggi si sta rivelando sicuramente proficuo in termini di risultato sul campo. È vero, è vero. Claudio, anche per te un pensiero, un consiglio da dare a Enna? Mollate, non mollate, continuate? No, perché no? Anche perché e noi ne sappiamo qualcosa, quello che è il tragitto degli eventuali playoff, certo, è sempre un qualcosa di importante che ti può dare belle soddisfazioni. Il Ragusa adesso ha un grosso vantaggio, presumo che lo manterrà fino alla fine. È vero, è vero. Dispiace vedere il Modica, gli amici di Modica che sono un po' in sofferenza, un po' attardati, seppur la guida di Lavaccara ha fatto bene, però è dura entrare nei playoff per il Modica, sarà molto difficile. Battuta anche per Ignazio, chi vedi fra Enna e Ragusa, e a questo punto anche del Real Siracusa Belvedere, che è attualmente secondo in classifica? Ma non sono, io continuo a ripetere che a questo punto del campionato, anche se 47 con 41 sono 6 punti, basta una sola partita per portarsi a 3 punti. Può tutto cambiare. Può tutto cambiare, ancora è troppo presto per dire il campionato finito o primo posto già definito. Io non credo mai a questo, cioè per me fino a quando la matematica, forse è una forma mentale mia. Ma condivido appieno, bisogna giocare fino all'ultimo tutte le partite. Bisogna giocare. Tutte le partite. Passiamo adesso alla prima categoria, voltiamo subito pagina, dalla promozione appunto ci trasferiamo al girone A del campionato di prima categoria, uno sguardo veloce, vittoria del Città di Cinisi 4-2 nei confronti del Città di Carini, Città di San Vitolo Capo batte Belmonte Mezzagno 1-0, Gibellina batte Palermo Calcio Popolare 2-1, Fulgatore batte Mazzarese 2.0, 1-0 per essere più esatti, 2-2 tra Real Melfi e San Giorgio Piana, vittoria dell'Unitas Sciacca, prima in classifica 6-1 nei confronti della Colomba Bianca, ed infine Resultana Valderice 2-2. Facciamo vedere subito anche il tabellino della classifica, dove si conferma sempre di più l'Unitas Sciacca, anche questa piazza importantissima, al primo posto con 40 punti, Città di Cinisi attardato solo di 4 punti, mentre invece sono già 9 quelli che insomma si differenziano con il Città di San Vitolo Capo, 31 punti anche per il Fulgatore e per il Palermo Calcio Popolare, 30 punti per il Città di Carini e poi via via tutte le altre. Vado di fretta perché voglio chiudere proprio il discorso anche di prima categoria e poi soffermarmi ancora un po' con i nostri ospiti. Parliamo del girone D. Parliamo sempre del campionato di prima categoria, ormai da parecchie settimane il Valdinisi continua ad essere la squadra super, seppur aver perso lo scontro addirittura 7 giorni fa contro l'Atletico Messina. Il risultato oggi insomma conferma che era soltanto una parentesi, vince in casa 5-1 con il Duili 81, vittoria della Juveline 3-0 con il Saponara, vittoria della Zafferana nei confronti del Monforte San Giorgi 1-0, Sant'Alessio batte Nike Torino Club 1-0, vittoria del Calatabbiano 4-0
4-1 con l'Orsa, vittoria ancora dell'Atletico Messina 2-1 contro il Promende e vittoria anche della Santa Domenica, vittoria contro il Randazzo per 3-1. La classifica ormai già segnata da parecchie settimane, con questo Valdinisi che continua ad essere sempre primo attore assoluto in questo girone D, in testa con 45 punti, 37 per l'Atletico Messina, 32 il Città di Calatabbiano, 26 per Zaffelana e Juvelini a 58, 21 per il Promende e poi via via tutte le altre. Però io un attimo mi soffermerei su questo girone, voglio un po' spiazzare la nostra scaletta, iniziando da Ignazio però in maniera anche molto veloce. Valdinisi, che è una realtà di Nizza di Sicilia, ha confermato che c'è organizzazione, quando c'è organizzazione i risultati arrivano. Sempre così, è sempre così. Ed è piacevole questa cosa. Può confermarlo. Ed è piacevole non è questa una cosa. questione di uomini con cui viene formata la squadra, che è chiaramente è importante, ma una squadra forte la fa soprattutto una società forte. E lo conferma sia il Santa Croce che adesso anche il Biancavilla. Ti devi sbracciare, puoi avere gli atleti, puoi avere anche le risorse economiche, ma devi sbracciarti. Se non metti un po' di sudore o soltanto stai seduto, magari le prime esperienze possono essere positive, ma poi la paghi. E la paghi. Se non stai sul pezzo, una società attenta. Presidente Furnari. No, concordo, secondo me l'organizzazione è dettata innanzitutto dalla società, dalle regole che impone. Ma la cosa particolare, sa Presidente qual è di questo Nizza? Che addirittura hanno creato proprio un merchandising commerciale, cioè hanno creato stimoli nuovi anche a livello commerciale, e questa è una cosa meravigliosa, a parte che è un settore giovanile dinamico, pieno di successi anche. Sì, sono delle componenti che poi messe insieme fanno i risultati. Certamente oggi nel calcio, dove appunto le risorse scarseggiano, l'unica speranza sono i partner, gli sponsor. Non c'è dubbio. Condividere un progetto dove l'aspetto privato dà una mano alla componente societaria. Se non coinvolgi prima o poi struttura. Non ti puoi limitare solo alla classifica, alle partite, alla coppa, ai vinti. Solo l'aspetto sportivo non è limitato, devi coinvolgere la gente, oltre che perché poi a cascata coinvolgi i partner e anche le forze economiche. Chiaro. E ci piace perché insomma questo Valdinisi, a parte che ha stabilito quasi un record, una sola sconfitta su tutte le partite sin qui disputate, ha perso soltanto domenica scorsa, è la dimostrazione che oltre dal punto di vista organizzativo c'è anche un'organizzazione tecnica considerevole, no? Da lodare senz'altro. Girone del campionato di prima categoria, subito il tabellino di questa quarta giornata di ritorno. AC Bonaccorsi batte Russo Sebastiano 1-0, Città di Francofonte Calcio Belpasso 2-2, Villaggio Sant'Agata Leo Soccer 1-1, Mascalucia batte Calcio Giarre 1-0, Militello Bal di Catania batte Città di Catania 1-0, sconfitta la Nisiana 4-0 contro il Belpasso FC ed infine vittoria del Palagonia contro il Santa Lucia, vittoria importantissima del Palagonia che a questo punto ritorna di nuovo in vetta al primo posto solitario. Infatti guardando la classifica vediamo in testa la squadra di Palagonia con 41 punti, di nuovo attardato a questo punto di 3 punti la Nisiana e c'è l'incalzare del Belpasso FC con 31 punti, 29 per il Russo Sebastiano, 27 Villaggio Sant'Agata e AC Bonaccorsi e poi via via tutte le altre squadre. Anche sul Palagonia io insomma voglio sentire un po' il parere dei nostri ospiti. Presidente Furnari, questo Palagonia... Sono squadre, alcune li conosco per esperienza, dico perché noi siamo partiti dalla prima categoria, abbiamo fatto... Li avete incontrate? Sicuramente, noi siamo andati avanti, alcuni sono rimasti. D'altra parte... Però dico, Palagonia è sicuramente una piazza molto importante, dove la partecipazione della gente, è tantissima, del pubblico è sicuramente determinante. Ha fatto categorie anche molto più importanti di questa prima categoria. Molto importanti, quindi è una piazza che come si è rimessa in movimento e sta dando... Vuol dire che c'è voglia di costruire. Si sono riorganizzati quest'estate perché noi proveniamo da questo girone, avendo vinto l'anno scorso questo girone, avevano fatto molto male, c'era molta disorganizzazione l'anno scorso quando siamo andati là, evidentemente sono dati hanno resettato tutto. Un bel reset, un girone che seguo
anche perché ci sono molti... No, nel Mascalugè c'è mio nipote, quindi vabbè. lo seguo con affetto, però è il girone da dove proveniamo noi e quindi lo segui con maggiore attenzione. Un altro girone importantissimo è il girone F, perché è il girone siracusano, ragusano, e anche qui insomma molte squadre interessanti con vecchie tradizioni che cercano di rientrare, perché poi dopo si rischia di essere ingabbiate dalle sabbie mobili della prima categoria. Non è mai facile poi alla fine vincerlo il campionato. Assolutamente perché no. Sì, ok, ho una squadra fortissima, ma devo fare 30 partite, quindi devo anche vincerle poi queste partite per vincere il campionato. Guardiamo il tabellino. Chiaramonte batte Città di Canicattini 2-0, 4-1 della Città di Comiso nei confronti del Pro Ragusa, 6-2 del Perscicchi con il Ferla, 1-0 Virtus Ispica con il Mazzarone, Noto batte Calcio Avola 4-1, pareggio tra Sanconitana e Portopalo 2-2 ed infine Rinascita Netina batte Vizzini 2-0. Anche in questo girone sottolineiamo che sono tante le squadre importanti, Noto, Avola, Città di Comiso, perché infatti tra l'altro proprio questa squadra del Comiso in questo momento è al primo posto in classifica con 36 punti, seppur in coabitazione con il Chiaramonte, 31 per il Noto che continua a vincere, quindi a salire sempre di più in classifica, 30 punti per il Mazzarone che da qualche settimana ha qualche inceppo importante, 25 per il Portopalo, 24 punti per Scichi e il Ferla, 20 punti per la Virtus Ispica con la Città di Canicattini, 18 per la Sanconitana ed infine poi Pro Ragusa e Calcio Avola 17 punti, 16 per la Rinascita Netina e 9 punti per il Vizzini. Allora, adesso ci possiamo concedere questo salotto sportivo con i nostri ospiti, dopo aver letto anche tutti i tabellini sino alla prima categoria. Mi voglio collegare a quest'ultimo girone di prima categoria, Ignazio, perché come ho detto poc'anzi, Noto, Città di Comiso, Avola, insomma, che c'entrano con questa prima categoria? Dove c'è pure l'Enna, ci sono altre 4 squadre importanti. Sembra lontano, riflettevo su questo proprio vedendo le squadre, le ho detto all'orecchio Avola, Noto, e sembra lontano anni luce quando qualche anno fa, con Ladrano siamo andati in eccellenza a fare lo spareggio con l'Avola per andare in Serie D, poi noi siamo andati in Serie D, l'Avola poi lo vinse l'anno dopo. E quindi sembrano quasi passati anni luce. E invece sono stati 2 o 3 anni soltanto. Evidentemente i problemi economici ci sono in tutte le società, il tessuto economico non è più quello di un po' di anni fa. Le società sono cambiati gli investimenti e poi sono cambiati gli investimenti. E comunque non è mai facile organizzare per bene una società. Non si trova tutti i giorni l'avvocato Furnari, bravo, non è un problema. Lo sottolineo anche io, insomma, non si trovano facilmente gli avvocati Furnari. Non mi riferisco solo all'aspetto economico, attenzione, mi riferisco all'aspetto organizzativo, solo riferito a questo qua. Chiaro. Quindi evidentemente di dirigenti bravi c'è sempre bisogno, perché altrimenti una buona squadra non si riesce a farla. È vero. Tra l'altro, Claudio, ritornando sempre a parlare di questo girone F, anche il Comiso, insomma, in fatto di blasone non scherza. Ragusa, insomma, ha avuto grandi numeri e poi una debacle continua sino all'ultimo anche in Ragusa, non per parlare anche addirittura del Modica, che sappiamo benissimo l'ascesa in negativo. Il Comiso fa piacere perché ricordo qualche settimana fa, forse un mesetto fa, la classifica sorrideva un po' meno. Sì. Gli amici di Comiso percepivano mugugni. Sono riorganizzati. Adesso invece vedo la classifica, stanno facendo bene, sono tutti dirigenti, persone che io conosco. Il direttore sportivo è Gianni Battaglia, che fu mio mentore al Santa Croce 7-8 anni fa, quindi mi fa piacere perché poi la provincia di Ragusa, e qui insomma me lo potrà confermare anche il presidente Furnari, è una provincia dove le realtà sono veramente realtà che fanno numeri di pubblico e anche commerciali, perché Comiso, Ragusa, Modica, cioè parliamo di 3 centri che già da soli potrebbero veramente fare numeri. Ci vuole tempo. Da soli soldi, in che senso da soli fanno i numeri? Cosa intendi dire? Nel senso che insomma sono 3 società che possono veramente creare un giro anche commerciale, pubblicitario. Sì. E come dici tu, mancano i soldi, però mancano perché... dimenticavo, c'è anche Scicli.
Sì, 2 squadre. Due squadre per Scicli e una in prima Atletico. e una in promozione. Però è pure vero che i soldi, oltre che non ci sono, bisogna anche trovarli, bisogna anche cercarli, bisogna anche coinvolgerle le aziende. Non basta solo che ci sono i soldi, sono messi lì, io li prendo, e quindi bisogna coinvolgere nei progetti. I dirigenti il presidente Moglioli, sotto questo punto di vista, ha sfruttato al massimo, insomma, questa voglia di una realtà, in questo caso di Biancavilla, mettendoci del suo anche dal punto di vista organizzativo, perché come diceva Orefice, se non ci metti anche quello, insomma, rischi di girare a vuoto. Diciamo che non sono operazioni facili, perché magari chi sta all'esterno, come dire, giudica soltanto i risultati e poi non vede magari tutto il lavoro che c'è dietro le quinte, che è quello che poi invece è diciamo, l'aspetto più importante. È vero. Quindi sicuramente la società ha un ruolo molto importante, l'affidabilità dei dirigenti che nel territorio sono conosciuti come persone affidabili, trasparenti, quello fa tanto. Quando uno lo trova, uno in gamba se lo deve tenere stretto. Perché non è facile trovare imprenditori o aziende o ditte che sono in grado di come dire, avere quell'affidamento, nel senso di dare quelle risorse, se non riconoscono che la dirigenza è capace poi di spenderli nella società e quindi di fare risultati in termini di organizzazione, in termini di immagine, perché questo è importante. È importantissimo. Cioè, quando si parla del Biancavilla oggi non è quello di diversi anni fa, quando io per esempio arrivai in prima categoria, la piazza non era così, come dire, rinomata, così tranquilla come lo è oggi, perché oggi abbiamo anche una tifoseria che rispetta l'avversario. Questo è il percorso ideale che tutte le società, insomma, che hanno un'idea tecnica e organizzativa debbono fare. Chi non lo fa probabilmente è fuori strada. Poi subentra la fretta. Perché tutti vogliono risultati subito, immediato. Tutti questi ci vuole tempo, l'importante è essere, come dire, caparbi nel raggiungere certi obiettivi e poi avere anche le strutture, perché per esempio noi prima scontavamo fino a 2 anni fa la mancanza della tribuna. Il campo già era... Mancava la tribuna famosa. Già l'anno scorso la realizzazione della tribuna, oggi, come dire, ti dà la possibilità di averti la partita in condizioni sicuramente migliori di prima, peraltro se piove quindi non ti bagni, e comunque già diventa un'attrazione, una vetrina anche per la ma tutti questi passaggi che ha ben illustrato l'avvocato Furnari poi ti portano, e non è un caso, a essere primi in classifica in eccellenza. Infatti. Non tutto poi, non è il caso che ti porta il lavoro degli anni che ma sono il lavoro che tu metti anno dopo anno e ti porta ad avere poi un risultato importante. Cioè non si può pensare. Gli ultimi 4 minuti di trasmissione li voglio dedicare a tutte le 3 società che vengono rappresentate oggi qui come ospiti di Penalty. Iniziamo proprio con Ignazio. Abbiamo parlato di questo Ciclope Bronte, abbiamo parlato che la vostra realtà è locale al 100% perché avete tutti i brontesi quasi all'interno della squadra. L'obiettivo a questo punto è dichiarato di tentare l'aggancio nei playoff. Dai, è inutile cercare di... ma noi non ci nascondiamo. Noi scherzando diciamo sempre che se non hai il passaporto di Bronte non addirittura no, insomma. Lo diciamo scherzando. E qualche sponsor vi dovrebbe dare anche una bella mano, che lì a Bronte insomma gli sponsor sul pistacchio sono tanti. Un discorso dolente. Lo dico io. Però devo dire la verità che negli ultimi 2 anni un po' di sensibilità in più c'è. Meno male. È chiaro che una volta messa da parte il primo obiettivo, che era quello della salvezza, perché no? Guardate avanti, non si mette anziché mai guardare dietro. Limiti alla provvidenza. Stiamo lavoriamo duramente durante la settimana e sarebbe un giusto premio per tutti i ragazzi se riuscissimo ad agganciare i playoff e magari fare questa esperienza. È vero. Santa Croce, Claudio Agnello, a questo punto il Santa Croce, insomma, con un leone che fa numeri, come sempre d'altra parte, perché sappiamo benissimo che è uno che ha sempre fatto gol ovunque. Dove vorrei arrivare? Quale potrebbe essere la svolta a questo punto della stagione? Qualche risultato fuori casa che può ulteriormente lanciare la squadra? Dobbiamo avere la maturità di capire che bisogna fare i passi ad uno. Bene, su questo è evidente che dobbiamo rispettare quella che è questa categoria e quindi quando parliamo di salvezza non lo facciamo tanto per farlo, lo facciamo perché veramente vogliamo avere la matematica salvezza e fare un sospiro di sollievo. Vabbè, la matematica salvezza è quasi arrivata ormai. Perfetto, sono pochi punti oramai e li vogliamo acchiappare quanto prima, per poi tentare.
in parallelo, perché no, divertirci sarebbe un qualcosa di storico per la città. Poter l'appetito viene mangiando, lo dico già sempre. lottare per i playoff sarebbe un qualcosa di poter tu raggiungerli. È ancora meglio. Stiamo bene, siamo positivi, continuiamo così. Bene, non ci sbilanciamo, che è meglio. Calma e sangue freddo, dunque, dalle parole di Claudio Agnello, direttore generale del Santa Croce. Mentre invece al presidente onorario, su questo insomma dovrebbe darci qualche spiegazione, cioè lei è sempre in società, con un ruolo non ufficiale da presidente, ma da presidente onorario. Ma lei insomma è drogato di Biancavilla Calcio, quindi non credo che sia soltanto un ruolo marginale onorario, o sbaglio, presidente? No, ci sono diciamola ci sono questa cosa. Allora io è noto, sono il fondatore di questa società che dalla prima categoria è arrivata in Sappiamo in il eccellenza, percorso, tutti lo sanno. E quindi io penso che l'esperienza è importante quando si fanno categorie come quella dell'eccellenza, che è il massimo campionato regionale. Quest'anno siamo partiti anche noi un po' in ritardo. Avete anche cambiato allenatore dopo queste domenica? Sì, dopo la seconda, credo, la terza giornata abbiamo deciso di prendere un percorso diverso, anche se c'era stato già un contatto con l'attuale allenatore, che sta facendo molto bene, lo ringrazio per il lavoro. Ed è un allenatore che blinda la squadra. Blinda la squadra e credo che sia un leader all'interno dello spogliatoio. Questo ci vuole, assieme ai ragazzi che hanno più esperienza, e il gruppo, ripeto a dire, è fondamentale. Gli obiettivi, per intanto il mio ruolo è quello, in questo momento, quest'anno mi sto un po' riposando, però la squadra quest'anno l'ho iscritta io, l'ho impostata io, quindi devo ringraziare... Avete sentito, tifosi del Biancavilla? Questo che sia noto, meglio sottolinearlo. Devo ringraziare l'attuale presidente Salvo Ventura, che avevo inizialmente, come dire, coinvolto in un progetto societario, e poi per ragioni, ripeto, semplicemente di responsabilizzazione anche degli impegni, abbiamo fatto questa scelta di comune accordo. Quindi c'è un supporto importante che è la mia esperienza, anche il mio apporto economico, è fondamentale. Ci tengo a dirlo, perché anche quest'anno sto dando una grossa mano alla società. Manteniamo un profilo basso, non perché siamo primi in classifica, diciamo che oggi siamo salvati, che con 40 punti siamo salvi. Matematicamente. E quindi lotteremo per cercare di portare avanti di questo. Bene, sono contento di tutto questo, perché Biancavilla sappiamo tutti che è una piazza importantissima. Congedo e saluto i miei ospiti. Ignazio Refice, io ti ringrazio per l'invito, ti prometto che porterò in trasmissione l'altro speriamo, Gianluca, è una perché vita che deve venire anche Catania, un artefice importante di questa realtà. Saluto anche Claudio Agnello, che torna a Santa Croce convinto che mancano pochi punti per salvarsi. Ma ci scherziamo su, perché la squadra secondo me è già abbondantemente salvata, e un in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Grazie a Claudio, e un grazie anche al presidente onorario del Biancavilla, sottolineiamo questa cosa, l'avvocato Giuseppe Furlane. Grazie per la vostra presenza qui all'interno di Penalty, che chiude i battenti anche per questa domenica. Adesso non scappate, perché subito dopo la sigla ci sarà la seconda puntata della Champions Story, ovvero la storia della Champions League, mentre per quanto riguarda Penalty l'appuntamento è fissato a domenica prossima a partire dalle ore 18:30, sempre sul canale 78 di Gold 78. Vi ricordo che questa puntata andrà in replica anche lunedì, sempre sul canale 78 a partire dalle 23:30, e poi anche il martedì alle 20:30 sul canale 114 di Persona TV. Se poi volete rivedere in streaming, basta andare nella pagina Facebook di Tortorici Ettore. Grazie a tutti, come al solito un ringraziamento anche alla regia guidata da Matteo Marino, il coordinamento tecnico di Giuseppe Giuffrida, mixer audio per Roberto Di Marco e la collaborazione anche di Carmelo Sant'Angelo. Grazie a tutti, buon proseguo e appuntamento a domenica prossima.